Parte subito a razzo la 76esima Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, voluta così dal suo direttore artistico Alberto Barbera. Dopo gli applausi per il film inaugurale, il secondo giorno di mostra giocare i suoi assi. Fan in delirio al lido per Brad Pitt davanti al red carpet su lungomare Marconi, c'è chi si è messo in fila fin dalle 6:30 di questa mattina, sperando di catturare a sera un autografo del divo di Hollywood nella fugace apparizione sul tappeto rosso. Esauriti di buon mattino tutti i biglietti per le proiezioni del suo film, tanta attesa e grande entusiasmo anche per la discesa al lido di Scarlett Johansson. Insomma, chiuse le polemiche della giornata inaugurale sul caso Polanski e Quote Rosa, la kermesse cinematografica vola, proprio come Pitt che nel film Ad Astra veste i panni di un astronauta che vaga tra le stelle dello spazio alla ricerca del papà. È stata anche la giornata del primo Leone d'Oro alla carriera, quello al regista Pedro Almodóvar. Il regista spagnolo in conferenza stampa ha ricordato il suo legame con Venezia e come il suo debutto internazionale sia avvenuto proprio qui in Laguna nel 1983. Emozionato sul palco della Sala Grande ha ricevuto il Leone d'Oro dal direttore del festival Alberto Barbera alla presenza del ministro dei beni culturali Bonisoli e del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Oggi su red carpet anche Miss Italia, in carica assieme al plotone di 85 aspiranti alla Corona 2019.